Questa è la storia del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ci troviamo a Treviso. Nel 1919 parte l'iniziativa di rendere onore ai caduti della Grande Guerra e ai sacrifici compiuti dalla città e dalla provincia. Inizialmente si pensa di realizzare delle lapidi con tutti i nomi dei caduti da collocare nella loggia del Palazzo dei 300, ma nel 1922 emerge la volontà di omaggiare anche la vittoria e dato che a Treviso si erano svolte alcune delle fasi più importanti della guerra, viene chiesto un monumento di rilevanza nazionale. Luigi Coletti, critico d'arte e veterano, porta tre proposte: un piccolo tempio greco con colonnato, impiegare la loggia dei Cavalieri da poco restaurata o un arco di trionfo su Viale Vittorio Veneto. Chiamano l'architetto romano Armando Brasini, che appoggia l'idea dell'arco di trionfo, che però non verrà realizzato perché è troppo costoso. Viene scelto un nuovo sito allargando Piazza Bressa, rinominata Piazza della Vittoria, e nel 1926 viene lanciato un concorso nazionale vinto dall'opera Gloria dello scultore molisano Arturo Stagliano. Stagliano punta alla perfezione, modificando l'opera fino all'ultimo seguendo le sue emozioni. Un corteo funebre che segue addolorato un eroe caduto con al petto spada e scudo, senza nessun segno celebrativo del regime. Le 16 figure sono tra loro isolate ma componenti un'unità, a simboleggiare il dolore individuale e universale allo stesso tempo. Nel 1931 il monumento viene inaugurato al cospetto del re con grande copertura mediatica, danneggiato nel bombardamento del 7 aprile 1944, restaurato poi nel 1946 e nel 2016 in occasione dei 150 anni dell'Unione del Veneto all'Italia.